iniziativa della CGIL sono state collocate 2 targhe in via Antonio Gramsci ad Agrigento in onore al politico antifascista. Cerimonia e interventi. Oggi per noi è una giornata particolarmente importante, non è un esercizio retorico il ricordo di Gramsci, ma attraverso queste figure che hanno lottato per la libertà, contro il fascismo, contro le repressioni, noi vogliamo fare vivere quegli ideali, ma farli vivere anche in una dimensione di grande attualità. Oggi il tema della libertà naturalmente è un tema straordinariamente importante nel nostro Paese, ma non solo, ma soprattutto noi abbiamo anche la necessità di far rivivere il Gramsci politico, quel Gramsci politico che diceva che c'era una grande questione meridionale che andava affrontata, e quindi noi facciamo questo percorso anche in ricordo di figure che hanno segnato la storia del nostro Paese, ma che soprattutto ci hanno lasciato quegli insegnamenti per lavorare, per batterci per la libertà, per il progresso, per l'emancipazione, e io credo che questa figura sia fortemente legata appunto all'emancipazione e al progresso a partire dalle regioni del Mezzogiorno. Noi abbiamo mantenuto l'impegno del 25 aprile, quello di valorizzare le vie dedicate a personaggi che hanno dato la loro vita per consegnarci la libertà dal nazifascismo. Oggi ci sono spesso rigurgiti fascisti nel nostro Paese e quindi questi gesti, seppur simbolici, sono determinanti per poter proseguire ogni giorno con le libertà di cui noi godiamo. È stata un'idea, un'iniziativa che Alfonso Buscemi mi aveva esternato il 25 aprile di quest'anno, quindi una ricorrenza importantissima per la nostra nazione, e devo dire la verità che ho sposato in pieno questa iniziativa, mi sono sentito lusingato proprio dell'invito fattomi, e quindi oggi stamattina sono stato presente proprio alla scopertura della targa.